Abbiamo volutamente messo dei jingles che riguarda il calcio femminile perché sappiamo tutti la polemica che c'è stata riguardo insomma, a questo movimento. Non voglio dire nessuna parola a proposito perché sicuramente tutti capiranno di che cosa stiamo parlando e noi condanniamo assolutamente insomma, quello che è stato detto da Felice Belloli. A questo punto parliamo di calcio riguardante il campionato di eccellenza. Playoff finali, ci dai i risultati? Ciao Ettore, intanto buonasera sì, Alessio, a tutti, Alessio. Perché oggi si sa quale sarà la finale della fase interregionale per i playoff di eccellenza. Per andare sarà nel CND. Nardò-Scordia, perché il Città di Scordia ha battuto per 3-1 il Sant'Agnello nella gara di ritorno, 5-2 quindi nel computo totale delle due gare. Il Nardò invece si ferma sullo 0-0 in casa con un Mazzara straordinario che non è riuscito a trovare il gol e quindi ottiene eliminato. la qualificazione in finale in virtù dei 2 gol segnati in trasferta nella gara d'andata. Allora abbiamo avuto il nostro inviato a Scordia, guardiamo il servizio di Alessandro Fragalà e poi andremo nella parte finale a parlare anche del Belpasso che vince la Coppa Italia di prima categoria e chiusura poi completa con i nostri ospiti per parlare anche di Sicilia al vertice. Vola lo Scordia, vince ancora e vola in finale per accedere in Serie D. Dopo il 2-1 dell'andata, albinanti, i rossoazzurri battono 3-1 il Sant'Agnello al termine di una partita emozionante e per alcuni tratti anche molto spettacolare. Una partita interpretata benissimo dalla squadra di Natale Serafino perché lo Scordia ha fatto capire subito di non avere nessuna intenzione di controllare il vantaggio acquisito all'andata. Lo si capisce fin dalle prime battute del match. I campani provono subito il nervosismo all'avversario e rischiano di rimanere in 10 dopo pochi minuti per un fallo da ultimo uomo su Usmane. L'arbitro però grazia De Rosa. Sulla punizione di Cocimano poi Crisafulli spreca l'occasione del vantaggio. Il Sant'Agnello preferisce aspettare provando a colpire in contropiede e ancora lo Scordia a farsi pericoloso con un tiro di Cocimano deviato in angolo dal portiere napolitano. Guai però a perdere la concentrazione, come alla mezz'ora quando uno svarione della difesa rossoazzurra per poco non regala a Pignalosa il gol del vantaggio. L'attaccante però dopo aver scartato anche Fagone calcia al lato. Dopo un avvio in sordina i campani prendono coraggio e lo Scordia soffre le offensive avversarie almeno per qualche minuto. Fioccano le ammonizioni da una parte e dall'altra. Pomeriggio intenso per l'arbitro Arace di Lugo, costretto più volte a placare il nervosismo dei giocatori. Il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0 ma all'improvviso passa lo Scordia. Azione di Usmane che però si fa ribattere il tiro da Napolitano. Sulla respinta arriva Zumpo che da 20 metri insacca all'incrocio dei pali. Gol pregevole ma soprattutto importantissimo per lo Scordia che sblocca la partita nel momento più difficile. Il primo tempo si chiude sull'1-0, nella ripresa il Sant'Agnello tenta il tutto per tutto inserendo il terzo attaccante. Mossa che paga perché la prima occasione i campani pareggiano, azione confusa in area di rigore, pasticcio dalla difesa rossoazzurra e tocco vincente di Manco. 1-1, risultato che qualifica ancora lo Scordia. Si soffre albinanti perché la squadra di Serafino subisce il colpo. Solo pochi minuti però, fino a quando Usmane e Cocimano non prendono in mano la gara. Livoriano ruba un pallone in area di rigore, serve il numero 10 che mira la porta e riporta in vantaggio lo Scordia. Binanti che tira un sospiro di sollievo, la finale adesso è un passo, ma si deve soffrire ancora. I campani si gettano in avanti alla disperata ricerca di un gol che riaccende la speranza. Lo Scordia invece non riesce a chiudere. Bellino ha tra i piedi il pallone del 3-1 ma conclude sopra la traversa. Bellino ha un conto in sospeso con il gol e si rifà alla mezz'ora. Servito in profondità batte il portiere con un preciso tocco sotto. 3-1, partita e finale in cassaforte per lo Scordia. Finisce così dopo 5 minuti di recupero. Albinanti può scoppiare la festa in attesa della finale che si giocherà con partite d'andata e ritorno il 7 e 14 giugno. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. No au racisme. No al racismo. No to racism. Complimenti alla squadra del presidente Gallo, quindi che andrà a giocarsi la finalissima per quanto riguarda l'ammissione al CND della prossima stagione. Siamo in vena di festeggiamenti, siamo nella parte finale della trasmissione, pochissimi minuti ancora a nostra disposizione, abbiamo subito il collegamento con il direttore generale del Belpasso, Sergio Anfuso. Avete vinto una coppa bellissima contro il Camaro. Sergio, sei in linea, pronto? Sì.
Complimenti, sembrava quasi impossibile sino a un paio di settimane fa, eppure promozione e adesso addirittura questa bella coppa insomma, che andrà a depositarsi nella bacheca già piena, devo dire, del Belpasso, perché è una tradizione importante del calcio dilettantistico siciliano e catanese in modo particolare. Pronto? Sergio? Non riesco a sentirti. Pronto Sergio? Evidentemente è caduta la linea con Sergio, va bene, l'abbiamo già anticipato, comunque complimenti al Belpasso, vedremo casomai di ospitare una rappresentanza del Belpasso già nella prossima puntata, magari chissà ci portano anche la coppa, così la facciamo vedere al pubblico di penalty. Non sarebbe male. Allora, a questo punto, dato che non possiamo ricollegarci con Sergio Anfuso, no, forse lo rivedo, pronto Sergio? Sì, eccomi qua. Allora scusami, Sergio, siamo purtroppo ancora in io sto viaggio. soltanto 30 secondi. L'emozione che avete provato portando a casa questa bella Coppa Italia, velocissima. L'emozione è sicuramente grandissima, anche perché a 5 minuti dalla fine era quasi sfumata, perché si doveva andare ai tempi supplementari, perché all'85esimo hanno pareggiato. I ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati, a trovare il 3-2 a un minuto dalla fine, quindi la festa è stata ancora più sentita, più bella. Quindi bene così, poi avremo modo di portare la Coppa lì in trasmissione. Perfetto. Per festeggiare insieme. Allora è una promessa, vi aspettiamo domenica prossima, così festeggeremo questa bellissima stagione del Belpasso che ha portato a casa appunto questa bellissima Coppa Italia. Grazie Sergio, gentilissimo. Grazie a te, appuntamento grazie a allora tutti. la prossima settimana. Siamo nel rush finale. Beh, quando vinciamo una Coppa, insomma, noi catanesi ci esaltiamo. Siamo troppo esaltati nel vincere soltanto una Coppa Italia? Voi fate la trasmissione con tutto il rispetto per il vostro lavoro, Sì. ma stiamo parlando di Coppa Italia del Belpasso. Va bene, però c'è dietro... Insomma, con tutto c'è Però un suo lavoro. C'è un suo lavoro, Ma dilettantismo qua stiamo puro. parlando di trasferte in Europa, stiamo Vabbè, parlando Presidente, però di dobbiamo anche trasferte- calarci in questa realtà. Sì, Noi raccontiamo questo tipo di siamo calcio, d'accordo, ma mi viene da piangere. Non lo faccio, non lo Ecco, faccio. Beh, le capite? vittorie sono Non belle voglio dovunque. offendere No, nessuno, no, ma ci mancherebbe questo qua. chiaro, il rispetto massimo per chi fai lo Vabbè, sport. giustamente lei ha vinto 4 Coppe di Campione, loro hanno vinto soltanto una Coppa No, Italia di... 8, guardi. 8, giusto? Ecco. No, sbagliato, Che sbagliato. differenza. 8 Coppe Ma di Campione. questo stiamo parlando, insomma, meglio fermiamoci qua. Vabbè, però diamo onore anche ai ragazzi che Ma l'hanno dobbiamo vinto. dare onore il giusto, però mi pare che si stia ingigantendo troppo una cosa che non esiste, Che non esiste. è effimera, perché oggi c'è un presidente di società che ci mette i soldi, Domani non si sa. non si sa Vabbè. e finisce tutta la storia di Scordia, di Belpasso, di San Giovanni la Punta, di Occhie Allora noi dobbiamo fare in modo che raccontando lo sport, questo sia uno sport che duri. Lo sport deve essere Gettare delle basi più gettare sicure, delle più basi sicure, sicure, certo. Vabbè, cioè, però la no, gratificazione, però Presidente, la gratificazione al Belpasso che ha vinto la Coppa bisogna dare. dai, diamogliela. ma è giusto. Complimenti al Ma Belpasso. complimenti Vabbè, sicuro, un applauso al al Belpasso, ma con tutto il rispetto, ci mancherebbe, Però qua Vabbè. siamo su piani, lui il Presidente di sta dicendo, siamo su piani molto alti. ma molto assolutamente, ma non diversi, possiamo neanche- ma molto certo. diversi. Qua stiamo parlando del diritto allo sport dei nostri figli, È vero, è no, vero, è qualche vero. cosa di Non del molto più risultato importante, singolo che non ci del mancherebbe. risultato del Belpasso che ha vinto la Coppa Presidente, Italia. io ho 3 minuti e devo chiudere la trasmissione. Ma io allora questo volevo dire. faccio una... Allora io la invito No, no, a ripigliare questo assolutamente, discorso. lei mi deve chiudere la puntata, quindi la chiamerò per ultimo. Iniziamo con il presidente, no, l'amministratore delegato Amatori Rugby Catania, Riccardo Stazzone, sperando che tutto questo possa contribuire a migliorarsi già dalla prossima stagione. Sicuramente sì, perché noi quest'anno abbiamo sofferto economicamente, il prossimo anno speriamo di avere un supporto, perché noi paghiamo il Comune di Catania 10.000 euro l'anno e quindi abbiamo difficoltà, e quindi siccome vogliamo ancora continuare a fare sport e portare l'Amatori in Serie A, speriamo che questo qua ci venga in aiuto. Benissimo. Anzi vorrei fare l'augurio al Pado di risalire in Serie B il prossimo anno, perché quest'anno purtroppo è retrocesso e speriamo che il Padova risalga in Serie B il Benissimo. prossimo anno. È con noi il Padova. Benissimo, Presidente, mi faccia chiudere perché sennò ci chiudono loro. Daniele Insabella, Catania al Vertice, vicepresidente, Canoa Polo, anche voi la stagione sta per iniziare? No, già è iniziata, è in corso, abbiamo fatto i primi concentramenti sia nel maschile che femminile, la nostra squadra di Catania
è terza in classifica in Serie A, e mentre la nostra squadra femminile è prima nel femminile. L'idea di comprare un furgone più grande per le canoe non c'è? Ma noi li noleggiamo, perché comprarli non conviene, li qualcuno noleggiamo, ve li il regala. costo dei noleggi, eccetera, eccetera. Abbiamo già detto Comunque volevo tutto. dire una cosa, l'ultima Sì. riguardo al consorzio, per quello che mi riguarda, noi abbiamo affidato la gestione della nostra immagine del consorzio a una grossa azienda che fa marketing. Sì, Speriamo che vi aiuta. qualora le amministrazioni, soprattutto quelle regionali, continuano a essere sordi al nostro grido d'allarme, stiamo cercando in qualche modo di darci una mano fra di noi e creare altre fonti di introito che potrebbero sostentarci la nostra attività. Benissimo, per in il bocca al futuro. lupo dunque per la stagione. Enrico Parisi Assenza, presidente del Scicli Sport Club Pallamano, anche voi insomma sostanzialmente la stagione positiva, Ma diciamo positiva, quasi positiva, proprio sui numeri. qualche piccola handicap. Un piccolo handicap c'è stato, ma Sperate sempre in ripartiremo. questo benedetto supporto di Catania al vertice, e Ma in questo noi- caso di Sicilia al vertice. Io intanto vi devo ringraziare per l'invito e per la possibilità, cioè perché grazie oggi alla vostra trasmissione abbiamo messo un altro tassello importante in questa battaglia per ridare orgoglio e dignità allo sport siciliano tutto. Benissimo. Fabio Nicosia, intanto ricordiamo che c'è un appuntamento importante a luglio, beach volley 1-2 agosto, che sarebbe la sesta tappa del campionato nazionale di beach volley femminile, a dimostrazione che anche il beach volley rientra in questo progetto, Lo no? sport non lo mandiamo in vacanza, Non lo perché mandiamo in in estate vacanza. lo trasferiamo sulla spiaggia, tra l'altro a Scoglitti siamo stati Certo. tra i primissimi in Italia dal 97 a portare grossissimi eventi di beach volley e poi il beach soccer, i primi non solo in Sicilia ma anche in Italia, e si sono via via affermati questi sport, sono cresciuti. Il beach soccer dal 2004 è entrato anche nella federazione. Il beach volley ha bisogno PGC. di supporti economici? Sì, Parecchi, ben vengono. però siccome ad esempio gli sport, diciamo, le manifestazioni che organizzo io a Scoglitti hanno una visibilità forte sui Certo. media come Sky TV e altre televisioni importanti, oltre alle migliaia di spettatori che facciamo sulla sabbia, non abbiamo lì grosse difficoltà a reperire le sponsorizzazioni sia nazionali che anche locali. E danno modo Tra anche di l'altro il movimento, promozionare- dicevo, si è ingrandito parecchio. Questa volta noi siamo stati, diciamo, da traino in Italia, da qualche anno Catania raggiunge risultati ottimi e a giugno ci sarà la Lega Europea. Io Sì, ricordo sì. nel 2004 Quindi meglio di così. li feci inserire io, questi ragazzi inizialmente ora sono dei veri e propri professionisti e gestiscono alla grande, quindi di questo siamo contenti. Benissimo, buon lavoro a Fabio Grazie. Nicosia e tutto il suo, diciamo, movimento ragusano. Tu conosci i tempi, hai 30 secondi? 30 secondi per dire... non ti intanto- faccio neanche la domanda, sai benissimo cosa devi dire. Intanto secondo me il fatto che ci siano delle coscienze che si mettono insieme per risolvere i problemi sia la cosa fondamentale. Un appello che io voglio fare anche ai colleghi giornalisti che si occupano di sport e che devono essere orgogliosi di farlo e puntare alla qualità. Io mi rivolgo anche alle società sportive. Ci sono tanti colleghi che hanno la specializzazione, che sono capaci di raccontare, di veicolare in senso positivo, e poi quello che voglio dire, non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, Sicilia al vertice, perché è giusto adesso perché ormai- allargare questa- perché sono questa tanti sigla. perché sono tanti siciliani che sono stufi, che vogliono scendere in campo direttamente, hanno un'occasione storica, perché hanno trovato gente che finalmente ha capito come muoversi. Allora ce lo facciamo Quindi dire direttamente. non perdete l'occasione. Ecco. Presidente, allora... Stasera dovevano stare con Palermo? noi gli amici di Palermo. Sì. Purtroppo l'autostrada è Sappiamo quella benissimo che in che condizioni è. sono cascati malati tutti e due pensando alla strada che dovevano fare. Immagino. Hanno cercato delle scuse. Presidente, per chiudere, questa sigla Sicilia al vertice a questo punto quasi sostituisce questa iniziale sigla che è stata Catania al vertice. No, Catania al vertice rimarrà nella come- sua entità, come certo. rimarrà Però- il sud-est al vertice, Certo. ma nascerà, è nata, anzi. È già nata. È nata, e in Pectore ci sarà una grossa manifestazione dove confluiremo tutte le società isolane di vertice. Possiamo già dare una data quando avverrà Ma questo? noi speravamo di farla entro giugno, però mi sa tanto che scivolerà a Dopo settembre. l'estate. Benissimo, allora che dirvi? Auguri, un in bocca al lupo e non mollate perché lo sport
ha bisogno di gente come voi, ve lo dico perché insomma ho fatto sport quando ero più piccolino e so le difficoltà che c'erano, le vedo ancora tuttora, e quando vedo dirigenti che si scommettono probabilmente qualche cosa di nuovo arriverà. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie anche ad Alessio che ci ha raccontato questa parte finale dei campionati dilettantistici. Con lui ci rivedremo naturalmente la prossima settimana, parleremo chiaramente anche del Penalty Awards. Vi ricordo che nella puntata di giorno 1 ci sarà la presentazione ufficiale delle nomination, e vi ricordo, è una cosa importante, che domenica prossima non andremo in onda alle 19 ma andremo in onda appunto alle 20:30, sempre in diretta sul canale 11 di Video Mediterraneo. Arrivederci a tutti.